Siamo con la signora Luana del caffè di Piazza Pola in centro a Treviso per parlare del problema del costo del caffè. Secondo lei in previsione ci potrebbero essere degli aumenti nei prossimi mesi sempre legati al costo della materia prima? Esattamente, ci potrebbe essere sicuramente un aumento perché teniamo conto anche dell'aumento dell'energia elettrica, comunque dei carburanti e quant'altro, quindi potrebbero implementare questi costi. Ora dire da qui al prossimo anno arrivare a 2 euro mi sembra un po' inopportuno. Noi attualmente abbiamo comunque 1,30 euro al banco come più o meno nella media di tutti e vediamo poi in un proseguo come si svilupperà il tutto, insomma. Sappiamo che in alcune grandi città europee il prezzo è addirittura più alto di 2 euro, quindi secondo lei Treviso se lo potrebbe permettere considerando anche tutti i turisti che arrivano nella vostra città? Oddio, stiamo implementando anche il bacino di utenza del turismo, quindi sicuramente potrebbe essere un quid in più perché i trevisani, come sappiamo giustamente, insomma, lavorano tutti, però abbiamo uno stipendio medio, insomma, nella media, non come potrebbe essere a Milano. E invece qui a Treviso siamo ancora abbastanza bassi, quindi il turismo sarebbe quel quid in più che potrebbe aiutare anche a implementare un pelino il costo per dopo avere un ricavo maggiore un po' per tutti, insomma per far girare e aumentare anche gli stipendi di conseguenza. Una battuta finale velocissima, tante le manifestazioni nelle ultime settimane, Treviso, soprattutto nel weekend, è invasa dai turisti, dovrebbero esserlo però tutta la settimana. Questo sicuramente sì, perché sta portando veramente un beneficio, peccato che è solo per 2 giorni a settimana, ecco, questo sicuramente sì.